La parola a Sebastiano Muglia. Grazie, un saluto a tutta la sala, al Presidente della Regione Siciliana. Io sinceramente non saprei da dove cominciare, perché capisco l'entusiasmo, ma vorrei capire anche quali sono le indicazioni, o quali sono i presupposti, o che cosa un siciliano deve fare oggi qui seduto. Perché? Perché? Se le chiacchiere sono, diciamo, fine a se stesse, al fatto che vogliamo sì bene, è una bella riunione. Io vorrei capire cosa sta succedendo in Sicilia oggi. E allora, io non ho l'esperienza politica dei politici professionisti. Ho maturato un'esperienza politica nel territorio, da dove vengo. Un territorio piccolo, un territorio depresso, un territorio abbandonato, sia da Palermo che da Messina. Un territorio dove si sta organizzando con un gruppo di professionisti. Chiamiamoci oggi, ci chiamiamo NEMA. È un'associazione di 180 professionisti a servizio degli enti locali, dove la politica è stata assente fino ad oggi. E questo è un banchetto, un rilancio delle stesse persone forse, che vogliono appropriarsi di nuovo di qualcosa che non hanno fatto nel territorio. Non va così. Scusate, forse ho la voce un po' alta, ma questa è la rabbia di un padre di famiglia, di un libero professionista, che non ha lavoro, insieme ad altri 180 professionisti. Che cosa è successo nel ottobre 2010? Ci siamo chiesti che, vedendo le famiglie dei commercianti, vedendo le famiglie degli imprenditori edili, vedendo le famiglie dei liberi professionisti, vedendo che la politica era assente totalmente, abbiamo lanciato un'iniziativa facendo partecipare 12 comuni dove siamo presenti, con consiglieri comunali, assessori e vice sindaci, perché il territorio è nostro. Abbiamo fatto un'iniziativa per sbloccare i fondi FAS. La Regione ha sbloccato i fondi FAS, ma come? Impegnandosi, non che vengono da Roma. E attenzione a quando si parla allo Stato nazionale. Tempo. Sì, concludo, perché quando si parla del piano di riforme nazionali che è stato approvato il 5 novembre, dove l'Italia deve adeguare il suo programma a quelle che sono le strategie di Europa 2020. Sapete Tremonti cosa scrive là dentro? Che la Sicilia non ha un modello di sviluppo paragonabile al centro-nord, che è come quello della Germania. La condizione sine qua non affinché sia paragonabile questo modello di sviluppo è la lotta al crimine organizzato, come se al nord non esiste il crimine organizzato. Ma che cos'è questa burla? Che cos'è questa burla? Caro Presidente, noi siamo 180 professionisti in 12 comuni, faremo delle sezioni, NEMA sarà, che è già presente da Capo d'Orlando fino a Bagheria, crescerà. Vogliamo che la politica interagisca col territorio e sviluppi il territorio come lo vogliamo noi, perché siamo gli attori principali del territorio. Grazie. Tempo.